È assurdo riuscire a non accorgersi che un tuo vicino di casa è una persona che comunque vive la tua comunità, per quanto introverso e schivo sia, manchi per così tanto tempo. Io sono sconcertato perché questa situazione sanitaria sicuramente non aiuta e questo distanziamento sociale sta diventando un allontanamento sociale, ma qui c'è molto di più, c'è una comunità che non si accorge più della persona accanto. Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Ponzano di fronte a quanto successo in questa palazzina di via Cautorta, dove nel pomeriggio di mercoledì un uomo di 58 anni, Giancarlo Cavinato, è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Era morto da ben 3 mesi, le cause naturali. A chiamare sanitari e carabinieri è stato il fratello, che non sentiva da tempo, ma a sorprendere che nessuno, nemmeno tra i vicini di casa, si sia mai accorto di nulla. 8 le famiglie che vivono nel condominio. Di Cavinato oggi resta la posta che trasborda dalla cassetta delle lettere, faceva l'autista ma poi aveva perso il lavoro, era schivo, solitario, ma per il sindaco non è una giustificazione. Questo non è un indice di motivo per cui uno rimanga solo, cioè alla fine ci sono i servizi sociali, c'è una comunità, c'è anche la parrocchia, e quindi credo che in qualche maniera, se qualcuno avesse dato una segnalazione, chi di dovere sarebbe intervenuto. Da qui l'appello ai concittadini perché fatti del genere non accadano più. Se ci sono delle persone che ritenete sole, che non vedete da tempo e che per qualsiasi motivo non avete la forza o il coraggio di incontrarle e avvicinarle, fate sapere questo agli uffici competenti, al comune, anche al sindaco, ai servizi sociali, al parroco